Tante le manifestazioni in attesa della festa del santo più amato dai cittadini agrigentini, il Santo Nero, San Calogero. Ieri allo Spazio Temenos un convegno dedicato alla fede e alla tradizione curato dal giornalista Lello Casesa con Peppe Cumbo che ha anche realizzato un video sulla festa e lo storico Elio Di Bella. Poi una bella coreografia ha visto la presenza di tanti bambini che hanno portato il pane benedetto durante la manifestazione e la benedizione ai presenti da parte di Don Giuseppe Veneziano, rettore del santuario di San Calogero. Questa sera altro appuntamento in Piazza Stazione con Uvenera Villa, curato dai portatori di San Calogero all'inaugurazione di una illuminazione straordinaria della città. E già siamo ormai istituzionalizzata questo momento del giovedì che apre al venerdì dell'ottavario. No, alle mie spalle vediamo la cattedrale, no, che sarà attenzionata perché San Calogero quest'anno salirà fino in cattedrale, non dentro ma nel sagrato, e evidenzieremo anche questo, diremo così, saluto, questo abbraccio di San Calogero al patrono San Gerlando. No? Ecco, vorrei comunicare anche alla città che quest'anno una rivista che ha una tiratura nazionale, Credere, ecco, all'interno di Credere ci sono 4 facciate del giornale dedicate al santo nero che portò il Vangelo in Sicilia, e quindi parla della nostra festa agrigentina, si può acquistare anche in santuario. Elio Di Bella, entra nel vivo la settimana di San Calogero, domenica sarà appunto la prima settimana in cui il santo esce, tante le iniziative, ora un interessante convegno di approfondimento, ma non solo, ecco, lei è il relatore di questa iniziativa. Sono stato invitato soprattutto a parlare delle origini della festa, perché 5 secoli fa nasceva la confraternita che poi ha dato vita a questa splendida festa, prima diciamo soprattutto legata al mondo contadino, ma presto diventata patrimonio di tutta la città. Però naturalmente in 5 secoli la festa ha subito svariate trasformazioni e io voglio raccontare queste andando proprio ai primi giorni in cui finalmente la confraternita poté portare in giro per la città la prima statua di San Calogero e poi pian piano promuovere tutta una serie di attività. Fino ad oggi possiamo dire che con l'associazione dei portatori si continua a meravigliare la città per 2 settimane con delle splendide iniziative non solo di carattere religioso ma come questa anche di carattere culturale. Come spieghi questa venerazione a un santo che non è il patrono di Agrigento perché è San Gerlando, eppure gli agrigentini durante questa settimana vengono da tutte le parti del mondo per onorare il santo? Ma perché certamente hanno trovato in questa figura l'espressione di valori altissimi, importantissimi, questo legame profondo del santo con i poveri, con i malati e dunque anche questo attaccamento alla terra siciliana. Come sappiamo lui è stato, secondo la tradizione, in vari centri della Sicilia, a Sciacca in particolare, anche da noi, e quindi il popolo, soprattutto in un momento molto difficile, appunto quello del 1500, in cui la Sicilia è stata anche devastata da una carestia e la povertà è stata notevole, persino le dimensioni della nostra stessa città si sono notevolmente ridotte per la gravissima crisi economica. Io ritengo che proprio in quel secolo in particolare è fiorita questo amore per il santo, soprattutto dalla gente che più soffriva dalle nostre parti, cioè appunto i contadini. In questo momento San Calogero assume anche una figura particolare come Santo Nero, considerando le cose che stanno succedendo in questo momento non solo ad Agrigento ma in tutta l'isola. Indubbiamente c'è anche ora adesso questo importantissimo valore, quello dell'accoglienza, per cui soprattutto la Chiesa agrigentina è impegnata molto in questa catechesi, diciamo, sancalogerina, affinché il santo venga anche considerato come lo straniero che arriva da noi, che però porta tanti benefici, una grande ricchezza umana alla nostra terra e quindi l'altro non è diciamo, non è qualcuno di cui avere paura, ma al contrario può essere un benefattore e dunque il Santo Nero oggi può rappresentare questa grandissima fondamentale, questo grandissimo fondamentale valore dell'accoglienza, come sottolinea tra l'altro il nostro Arcivescovo.